Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di annotazioni, però prima lascia che ti presenti le magliette. Io credo nel materiale. Sono disponibili nello store di Mattoscacco le magliette con la grandissima citazione ormai tormentone del gran maestro Andrea Stella. Oggi ci andiamo a vedere quest'altro argomento, visto che non c'è un video trattato su YouTube di questo argomento, abbiamo deciso di farlo, anche se per molti sarà scontato, però per altri no. Quindi mi sembra giusto parlarne. Parliamo di annotazioni. Come vedi, la scacchiera è un quadrato di 8x8 dove abbiamo le prime 8 lettere dell'alfabeto e i primi 8 numeri del sistema numerico. E come funziona? Beh, semplicemente questa casa qui si chiama casa C4, perché? Perché se prendo C e prendo la quarta traversa, questa casa si chiama C4, un po' in stile battaglia navale, ma fin qui ci arriviamo tutti. Il problema è quello che bisogna memorizzare l'iniziale di ogni nome, di ogni pezzo. A volte troviamo A di 4 oppure troviamo N, CC, cioè, che cosa sono queste cose? Allora, in italiano questa torre inizia per T, il cavallo inizia per C, facile, alfiere inizia per A, e attenzione che il re e la regina iniziano tutti e due per R, quindi si potrebbero confondere, motivo per cui la regina viene chiamata spesso donna. Ecco, qualcuno dice: ma perché nessuno chiama la regina regina, la chiamano tutti donna? Perché nelle annotazioni la regina è D di donna, altrimenti si confonderebbe col re, che invece è la R di re. Quindi se la mia donna si sposta su questa casella, nel sistema di annotazioni io avrò D F5, vuol dire che la mia donna si è spostata. Quindi non si dice la casella di partenza, ma si dice solamente la casella d'arrivo. Stessa cosa per il cavallo. Supponiamo che siamo alla prima mossa. Nella prima mossa il cavallo fa questa mossa, allora semplicemente si dirà C F3, perché il cavallo è andato nella casa F3. Spesso però si ha un problema, che più cavalli possono andare nella stessa situazione. Per esempio, esatto, supponiamo che il bianco abbia 2 cavalli in questa posizione ed entrambi possono andare sulla casa di 4. E io voglio intendere che sia il cavallo di destra che andrà su questa casa. Come devo dire? Si può dire in questo modo: C, ovvero cavallo in F, cioè che sta sulla colonna F, poiché questo sta sulla colonna B, quindi CF di 4. Oh, ecco che si è trovato il modo per dire che è questo cavallo che si muove e non quest'altro, altrimenti sarebbe un po' complicato. Ecco, queste annotazioni servono per studiare libri di scacchi, per guardare partite di scacchi, così ogni pezzo ha la sua annotazione e ovviamente vengono scritte in questo modo: 1, cioè la prima mossa, e si fa una mossa. Ecco, se si muove il pedone cosa si dice? Il pedone o c'è la P minuscola, ma cosa che non usa nessuno, o semplicemente il pedone non ha un nome, viene semplicemente dato per scontato. Quindi se leggi 1 e 4, la casa E4 questa, vuol dire che c'è un pedone che va su E4, e in questo caso c'è un solo pedone che può andare su E4. Poi tocca al nero che magari gioca E5, ma E5 cosa? Abbiamo detto che se non si dice nulla è il pedone che va in E5 ed è completata la prima mossa, perché c'è una semimossa del bianco e una semimossa del nero. Adesso siamo nella seconda mossa, tocca al bianco: 2 C F3, F3 C, ok, questa mossa qui. E ora il nero gioca 2 D6. D6 non ci sono state cose davanti, quindi si sta parlando di un pedone. La casa D6 è questa. Oh, ecco che allora noi, leggendo un libro, leggendo queste annotazioni, riusciamo a riportare delle mosse su una scacchiera. Poi abbiamo, per esempio, sto inventando mosse, per il bianco abbiamo 3 C C3, cavallo C3, eccolo qui. E ora il nero sparo gioca F5, ancora un'altra mossa di pedone, quindi F5 è questo. Ok, è il momento ora che c'è una cattura. Per esempio il bianco può catturare. Come si scrive la cattura? La cattura, ovviamente, dato che il pedone non ha nome,
non si dice P in E4 cattura P in F5, ma si dice semplicemente E, poiché il pedone prende il nome della colonna in cui si trova. Se sto parlando di B, sto parlando di questo pedone, se sto parlando di G, sto parlando di questo pedone, eccetera, eccetera. E per o X, insomma, se mai capito se è un per o una X, e per F5. Quindi significa che il pedone in E cattura ciò che c'è in F5. E ora che in F5 ci sia un pedone, ci sia un cavallo, ci sia una regina, ci sia una torre, è sempre F5. Quindi E per F5. A questo punto anche il nero può ricatturare e quindi A, cioè alfiere, per F5. Quindi c'è stato un doppio scambio su questa casa. Ma adesso arriviamo al momento dell'arrocco. Quindi adesso il bianco gioca l'alfiere in B5 e fa scacco. Lo scacco viene annunciato con A B5, cioè alfiere B5 più. Quando c'è il più dopo una mossa significa che il re avversario è sotto scacco e deve difendersi. Viene giocata C D7, cioè cavallo in D7 per proteggersi dallo scacco. E adesso è il momento del bianco di arroccare. L'arrocco viene scritto con O-O oppure 0-0 per arrocco corto, mentre O-O-O per l'arrocco lungo. Ok, adesso tocca al nero che muove questo cavallo qui. Come si chiamerà? C F6. Anzi, ci sono due cavalli che possono andare su F6, quindi come si dice questa mossa? C in G, perché questo è il cavallo che sta sulla colonna G, va in F6. Un altro modo per chiamare questa mossa è C8, cioè il cavallo che sta sull'ottava traversa, e c'è solo un cavallo sull'ottava traversa perché quest'altro invece è sulla settima traversa. C in 8 F6, C8 F6, eccetera eccetera. T e 1, cioè torre e 1, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente spesso possiamo trovare anche l'annotazione con le sigle in inglese, e in inglese abbiamo la donna che è la Q di Queen, abbiamo l'alfiere che è Bishop, che sarebbe un vescovo, un prete. Abbiamo il cavallo che non è l'horse, ma è la N di knight, cioè di cavaliere. E abbiamo la torre che non è la tower, ma è rook, quindi R. E attenzione che spesso qualcuno quando legge qualche libro in inglese legge, che ne so, R, non so, A5 ed è convinto che sia il re. E attenzione che il re in inglese è king, quindi quando trovate la K stiamo parlando del re, quando troviamo la R stiamo parlando della torre. E i pedoni ancora una volta non hanno nome, quindi G4 significa che il pedone si sta muovendo in G4. Nel caso in cui di una presa al varco, vabbè, faremo una ragione che non c'è più il pedone. Nel caso in cui di una presa al varco, per esempio una roba di questo tipo, ok, adesso dobbiamo dire che questo pedone cattura in F6. Beh, come si chiama questo pedone? Questo pedone si chiama E, perché ricordiamo che i pedoni prendono il nome della colonna, E per F6, e si capisce che questo pedone è stato catturato. A questo punto può essere catturato con questo pedone, con questo cavallo, e a seconda di cosa si cattura, per esempio catturiamo col cavallo, come si chiamerà? C se stiamo in italiano, o N se siamo in inglese, N per F6. Ok, questo è in breve il sistema di annotazione. Ti consiglio di fare molto allenamento e pratica leggendo libri e articoli scacchistici. In questo modo imparerai a riportare anche le mosse su una scacchiera fisica o anche digitale come questa. Bene, spero che il video ti sia stato utile. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!